e parla come la gente. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Grazie, eccoci qua e in via eccezionale anche decisamente direttamente, carnalmente nello studio. E a proposito di Carn, la radice Carn è Carnelli, il più grande regista della storia universale, che mi avvia oggi e mi controlla nel senso buono del termine, ecco, perché poi chiediamoci sempre chi controlla i controllori, ma è un gioco di parole alla fine. In realtà si tratta di una maestria alla radio che continua sotto l'egida proprio della libertà, della parola libertà. Oggi abbiamo da parlare di un grande scomparso che è Paolo Portoghesi, insomma, nel bene e nel male sicuramente un architetto che ha segnato il tempo contemporaneo. E poi parleremo di un libro che vedete nel promo, quelli che possono già in streaming e poi in podcast, L'uomo stocastico. È un libro straordinario di Robert Silverberg che è uscito 50 anni fa, 50 anni di grande successo. Il libro ha venduto dappertutto e, manco a dirlo, per la Mondadori è stato pubblicato da Urania, che è la collana a quanto pare più venduta di tutti i libri italiani in assoluto. Pensate un po', ha battuto Il nome della rosa, eccetera, Urania, non questo libro in sé, ma la collana di fantascienza. Ed è un libro però che più che di fantascienza è di fantarealtà, perché in realtà ha preveduto tantissime cose che sono successe in America proprio negli ultimi 50 anni, da quando è stato scritto il libro stesso. Poi abbiamo una mostra di Stefano Rienti. Io mi raccomando, tutti quelli che ormai la bella stagione è in arrivo finalmente in maniera decisa, che andranno sull'Ario e al largo, ma poi ritornando in costa avranno la possibilità di visitare Villa Carlotta, che è una delle più belle ville, è vero, di stile classico, diciamo neoromanico e di impostazione pseudo Liberty. Non è Liberty vero e proprio, si intende bene. Villa Carlotta poi ha un prestigio anche proprio come, diciamo, imprimatur di aristocrazia, cito soltanto Giorgio III tra gli altri, quelli che hanno battezzato la casa dell'arte, oramai viene chiamata, perché c'è musica a Villa Carlotta d'estate, facilmente raggiungibile ovviamente soprattutto da Milano, ma da del nord. E a Villa Carlotta c'è una mostra di Stefano Rienti, che Stefano Rienti è forse uno dei più grandi artisti dell'epoca contemporanea, proprio eclettico al massimo. Ma adesso ci ritorniamo. Nella seconda parte avremo nuovamente il piacere, dopo 3 settimane, di avere Marco Tognini. Marco Tognini è, come tutti sanno, un uomo di cultura, di intelletto, di pensiero, un maître à penser, ancora abbastanza giovane, con tanta però esperienza già alle spalle per quello che ha fatto, soprattutto per l'Europa. Lui lavora a Bruxelles, ma è nato e cresciuto a Monza e ha al suo attivo diverse riflessioni scritte, tra le quali proprio anche quella di oggi che ci regala, cioè l'Inghilterra, o meglio il Regno Unito, United Kingdom si diceva una volta per stare al gioco della pronuncia. Non mi ricordo appunto i nostri insegnanti di inglese, no, dovete essere precisi, si dice Thames, e lì con la lingua tutti fuori che sembrava sbocconcellare a più erotiche realtà. Ma poi quando si arriva a United Kingdom, troppa gente dice United o United e non dice United Kingdom. Ma non è una mia lezione di inglese, perché valgo zero nelle lingue straniere, sono bravo nei dialetti e nella lingua italiana. Questo intervento di Marco Tognini ci permetterà proprio di capire meglio qual è stata la logica con cui la grande Elisabetta, recentemente scomparsa, ha condotto il regno, e come poi Carlo si appresta, diciamo così, sulla base del titolo da lui conquistato dopo tanta fatica e tanti anni, a portare avanti un progetto che rimane il progetto monarchico più famoso nell'universo, non dimentichiamolo mai. Allora, Paolo Portoghesi, intanto
È un uomo, di architettura, è stato un uomo di architettura, morto a più di 90 anni, romano. Paolo Portoghesi, è stato colui che è riuscito a rilanciare il razionalismo, in una chiave postmoderna. Infatti si parla, per lui, se quelli che sanno un po' di architettura mi capiranno, proprio di stile postmoderno. Ma cosa diavolo vuol dire? Perché poi queste parole che stanno invadendo l'etere negli ultimi anni rimangono molto ambigui. Si recupera un certo razionalismo, per intenderci il filone anche di Terragni al nord, o altri filoni del centro del sud, ma anche e soprattutto si rilancia in una chiave, ripeto, razionale e razionalista, quelle che sono alcuni, intuizione dell'arte, della cultura tipica appunto di un'epoca che sta, sostituendo il moderno per tantissimi motivi e sta, lanciando tutta una serie di impostazioni che, sono state visibili proprio nella Biennale di Venezia. Lui è stato il presidente, Paolo Portoghesi, della Biennale di Venezia per tantissimo tempo, e poi ha fatto un'opera eccezionale perché il paesino di Calcata, in provincia di Viterbo, che stava crollando a pezzi, è stato ristrutturato, rivisto, rifunzionalizzato, si dice, da Paolo Portoghesi, e andateci perché, Calcata, qualcuno la chiama anche Calcara, perché in lingua locale si dice così, comunque Calcara o Calcata è una cittadina deliziosa che è immersa nel tufo e diciamo che svetta con le sue antiche vie, del tutto ristrutturate in maniera tale che se potrebbe sembrare, per capirci, perché se no non ci capiamo sempre abbastanza bene, una sorta di Assisi del terzo millennio, senza le chiese e senza San Francesco, si badi bene. Però questa ristrutturazione è stata fortemente voluta da Portoghesi, il quale, va detto fra le altre cose, è meglio chiarirlo questo fatto perché qualcuno ovviamente storcerà la bocca, è anche l'architetto di alcune moschee. Lui ha sempre sostenuto anche sulla Repubblica, Paolo Portoghesi, che stava facendo un lavoro, diciamo così, di, dovere più che di, come dire, di volontà sua, anche se sapevamo tutti che Portoghesi faceva dei frequenti viaggi un po' nel Medio Oriente per capire proprio il mondo islamico. E non c'è da nascondere il fatto che Portoghesi, diciamo così, avesse fra le sue ipotesi di lavoro la possibilità di una società allargata, ecco, sia anche dal punto di vista religioso, dal punto di vista culturale, dall'Occidente verso l'Oriente. Questo fatto non ce lo deve però rendere, insomma, in qualche modo a priori antipatico. Il personaggio era di una levatura straordinaria, eccezionale, anche su interessanti proposte per i centri storici, per il recupero come ha fatto in quel paesino, ma anche naturalmente per città più grosse, anche Roma stessa che lui amava come romano, ma appunto la possibilità, insomma, di rilanciare il centro storico in maniera sostanziosa, rispettando però anche le leggi della modernità e della postmodernità, sulla base ovviamente di quelle che sono le funzioni tipiche del 2000. È stato l'uomo comunque del 2000 per tantissimi motivi e anche se ha avallato questo progetto che, da queste onde ci ha sempre visto molto scettici sulla costruzione di moschee, o di cioè è ovvio che le moschee ci vogliono ormai perché, non si può, non ci mancherebbe altro, vero, sottacere il fatto dell'esistenza di, moltitudini, che hanno bisogno così di una sede, sacra. Non è questo il punto, però il punto è quello, cioè riguarda il fatto che a volte Portoghesi stesso, ma più che altro i suoi "istigatori", fra virgolette, usiamo questa parola un po', ambigua, e i suoi inzigatori, istigatori, volessero portarlo, diciamo così, a una posizione troppo forte a favore, del mondo islamico che lui stesso non approvava, parliamoci chiaro. Quindi, noi ci troviamo di fronte comunque a un architetto del suo tempo, che ha fatto tutto per salvare il salvabile anche dal punto di vista di antichi valori occidentali, appunto, quando abbiamo parlato dei centri storici, ma anche un architetto che era pronto a una sorta di piccola rivoluzione culturale sulla base appunto di alcune idee che fin dai tempi dell'università, lui come studente, poi ovviamente la possibilità di aver insegnato anche lui a sua volta ai giovani,
ma l'idea di cambiare il mondo in una certa direzione. La Biennale, la conosciamo tutti, la Biennale di Venezia è una realtà dove dal punto di vista figurativo, scultoreo, pittorico, eccetera, eccetera, ha sempre voluto giocare con il futuro in mille maniere e in mille forme, e il risultato è stato non sempre soddisfacente, non sempre all'altezza. Quindi si tratta di chiudere con questo discorso, probabilmente auspicando che al posto di Paolo Portoghesi, che ha segnato certamente un'epoca, ci siano architetti che sappiano valutare un po' quel famoso Made in Italy, ritorno all'Italia, che questo governo in maniera diretta o indiretta avalla, addirittura anche dal punto di vista scolastico, con l'idea appunto del liceo Made in Italy, eccetera, eccetera. Certo, aggiungiamo noi, perché siamo fieri da questa radio di portare avanti una linea che non è la linea, intendiamoci, di tutti i partiti, ci mancherebbe altro, della coalizione di governo, ma è la linea di un federalismo certamente avanzato, provvido e, come dire, intelligente, dinamico e dialettico, che sicuramente è in grado di fare da barriera rispetto a un centralismo che non vorremmo ritornasse assurdo e inopinabile e da altri tempi, insomma anacronistico. Naturalmente io sono in anticipo di un'ora come Andrea Rognoni, perché oggi questa è la trasmissione reale che in tempi di ponte, fra virgolette, il famoso ponte della Repubblica, eccetera, il 1° giugno, 2 giugno, 3 giugno, 4 giugno, ecco, insomma, gli altri conduttori hanno fatto bene poi ad andare a raggiungere lidi di piacere e di divertissement. Non così per me, non per uno stupido senso del dovere che apparterrebbe invece appunto al secolo XIX, addirittura più che XX, ma perché ho qualcosa da dire in questo momento, cioè il fatto comunque appunto, per esempio, partendo dall'architettura e dall'arte o dalla cultura, partendo dalla scuola, partendo, se volete, anche da un fronte metapolitica, l'idea che sicuramente questa radio continuerà a difendere i sacrosanti valori della libertà, come dice il nome stesso, e tra questi valori c'è sicuramente il federalismo, e assieme certamente alla volontà di presiedere al problema dell'identità, che è un'identità nazionale, è un'identità regionale, è un'identità municipale. Ma adesso passiamo all'argomento del promo, perché davvero io ho voluto riservarvi questa chicca. Non tutti sono a conoscenza, specie i lettori non di fantascienza, del fatto che 50 anni fa Robert Silverberg, che non è di per sé un autore famosissimo, ma ha scritto questo libro e questo libro basta. Insomma, questo benedetto Silverberg americano ha scritto un libro molto particolare che vale la pena di riprendere dopo 50 anni per tantissimi motivi. Il titolo è L'uomo stocastico. Come vedete, la copertina è straordinaria, esistono in realtà 2 copertine, io ho davanti anche un'altra edizione con dei volti umani, e soprattutto quello riguardante il presidente della Repubblica Americana. Insomma, per intenderci, sempre Urania, di Urania stiamo parlando, una collana che ha avuto, come abbiamo detto, un enorme successo. Pensare che davvero Urania abbia venduto di più di tutti i gialli possibili e immaginabili, della Mondadori stessa, che abbia venduto di più del Nome della Rosa, che abbia venduto di più di tantissimi best seller, long seller del passato, del recente passato, questo significa che Urania ha lasciato un segno nella storia dell'editoria italiana, e lo ha lasciato perché all'interno di questa raccolta, perché la parola Urania? Urania era la musa dell'astronomia e dell'astronautica e della possibilità di andare a fantasticare, ecco, la fantascienza, per quello che succede in altri universi e in altre realtà. Però all'interno di questa raccolta c'erano anche, quasi fin dall'inizio, per la volontà della Mondadori stessa,
c'erano anche la precisa determinazione di valutare e quindi poi pubblicare degli autori certamente appartenenti soprattutto alla cultura anglosassone, questo è ovvio, ma non solo. Alcuni sono peraltro famosissimi, parlo di Clarke, parlo di tutti quelli che hanno caldeggiato la robotica e sono davvero straordinari. Però appunto l'idea che si potesse parlare comunque di argomenti che non dovessero riguardare per forza il mondo astrale, il cielo, gli altri pianeti, i viaggi nel cosmo, ma per capirci, fantascienza è anche in effetti, come nel nostro caso, l'idea di scrivere un libro, è stata una bellissima idea, sul futuro dell'America. C'è un piccolo particolare, il libro è stato scritto nel 73, quindi poi pubblicato in Italia nel 76, perché tenete sempre conto che per riuscire a valutare un testo, poi da parte della Mondadori, che ha sempre avuto degli ottimi redattori, diciamo così, decisori e quelli che si chiamano editors attualmente, ma appunto 50 anni fa, comunque una cinquantina d'anni fa, l'uomo stocastico andava alle stampe. Alle stampe significa che comunque tutto l'universo conosciuto e conoscibile, e quindi anche e soprattutto il mondo italiano, con una traduzione, debbo dire, particolarmente puntigliosa, appunto, da parte di qualcuno, si tratta di Lella Cucchi. Lella Cucchi ha tradotto tantissimo, sia per Urania che per altri testi. C'è l'idea di parlare di quello che sarebbe successo in America, diciamo, tra la fine dello scorso millennio e l'inizio di quello che stiamo attualmente vivendo. Il titolo, intanto, l'uomo stocastico. Cosa significa? Cos'è la stocastica? La stocastica è una scienza che in teoria non concede nulla all'esoterismo o ad altre cose di questo genere, secondo la quale, avendo una montagna di dati complessivi molto precisi, noi siamo in grado con la nostra mente di prevedere come andranno le cose in ambito economico, in ambito politico, in ambito culturale, in ambito demografico, eccetera, eccetera. Il boom della stocastica fu proprio fra il 55 e il 75 del secolo scorso, perché si disse la scienza, che poi non è fantascienza ma è scienza comunque, può come dire, bagnare il naso a tutti quei soloni che vogliono sapere per forza qual è il futuro. Lasciamo perdere astrologi, cartomanti e altra fuffa, premesso il fatto che io stesso conosco molto bene l'astrologia e se è fatta bene è comunque secondo me una conoscenza seria, ma a parte questo aspetto, ovviamente l'impostazione è da scienza umana, cioè parte dalla psicologia, dalla sociologia, dalla politologia, e allora l'uomo stocastico sarebbe appunto, come dice il titolo, colui che sulla base di tutte queste inferenze assolutamente scientifiche è in grado di prevedere le tendenze del futuro. Allora, il protagonista, che si chiama Liu, è scritto Le V doppia, è un protagonista che proprio fa di lavoro questo e racconta che lui immagina di essere oramai nel 2010, 2015, e racconta quello che ha vissuto dagli anni 60-70 in poi. Ripeto, i lettori allora erano fermi ovviamente agli anni 70, all'inizio degli anni 70. Quindi, per esempio, appunto, vi cito un passo: dal settembre 97 alla fine dell'inverno del 2000 cominciai a essere ossessionato dall'idea di far eleggere come presidente Paul Quinn. Ecco, proprio Paul Quinn è l'altro grosso personaggio del libro, perché sulla base della stocastica, Liu, questo che era un ragazzo allora naturalmente laureato in maniera proditoria, però insomma pronto a fare miracoli sul piano scientifico, inferisce il fatto, partendo dagli anni 60-70, che sarebbe diventato presidente nel 2000 e oltre questo Quinn. E in effetti i tratti, ecco che entriamo già in una dimensione di quello che ho chiamato romanzo profetico. I tratti di questo Quinn
sarebbero proprio caratterizzati da uno stile di vita, un'estrazione sociale ed economica, un comportamento e un esito molto simile a quello di Trump. Addirittura, attenzione, è profetico questo Silverberg, pochi lo conoscono, ma valeva la pena che una radio come la nostra stanasse questo miracolo editoriale. Addirittura Leo si comporta in maniera tale da andare a scoprire a New York una torre, cioè un grattacielo appunto, che viene chiamato grattacielo Queen. Ovviamente non poteva dire grattacielo Trump, perché in questa dimensione profetica non è che i nomi si conoscono alla maniera perfezione. Quindi addirittura è riuscito a prevedere non solo lo stile di vita e il comportamento di questo personaggio che diventerà presidente degli Stati Uniti, ma anche il fatto che lui occupasse la parte alta di questa torre, di questo grattacielo, proprio come Trump. Questo è solo uno degli aspetti profetici. Intanto andiamo avanti con, non dico la trama, ma il senso di tutto il discorso. C'è un fatto: col passare del tempo, questo che era un ragazzo, insomma, comincia a diventare uomo adulto, bello e fatto, 35-40 anni, e comincia a avere delle visioni. Allora, interessante questo aspetto, che sicuramente piacerebbe tantissimo anche a Malika Zambelli, che naturalmente, voglio dire, tutti quanti ricordiamo come protagonista recente della nostra radio. Cioè il fatto che la scienza ti può indicare delle cose che sono plausibili, no? Pensate anche agli economisti che dicono: "Ah, adesso attenti perché ci sarà una grossa crisi", oppure "L'Italia migliorerà". In questi giorni state sentendo queste battute, adesso le sto riducendo terra a terra, è ovvio, non perché non sia un fanatico dell'economia, ma perché vorrei semplificare e arrivare al dunque. Quando si supera un certo limite di plausibilità, e infatti lui, questo benedetto giovane, è il protagonista del libro, che è un po' un alter ego di Robert Silverberg, che si interessava davvero di queste cose, e comincia a capire che c'ha un certo successo. Tutte le cose che prevede si stanno realizzando. Stanno realizzando per esempio le cariche dei governatori di moltissime, come dire, degli stati o subregioni o contee degli Stati Uniti. Si stanno realizzando dei fenomeni anche economici. Tra l'altro lui prevede, ma guardate, è un libro, cercatelo, c'è su internet, si riesce a trovarlo, cioè partendo da Google si riesce ad averlo in casa in pochi giorni, l'uomo stoccastico. Lui prevede anche l'arrivo di un sistema comunicativo che indubbiamente risulta molto simile a quello di internet, cioè non arriva alla società virtuale che stiamo vivendo oggi, perché è ovvio che negli anni 60-70 nessuno poteva immaginare che ci si arrivasse in così pochissimo tempo a questa condizione, però arriva a prevedere che i livelli di comunicazione fra le persone siano molto più rapidi rispetto a una volta, agli anni 70. Benissimo, sulla base di questo successo lui decide di fare una vacanza, è molto stressato naturalmente, in California. Naturalmente abita a New York perché sta parlando della città di New York e del presidente che si insedierà a New York. E questo fatto cosa provoca? E sembra uno squarcio di un capitolo o di una trasmissione del Tenente Colombo. In California, in uno stato climatico eccezionale, lui comincia a avere delle visioni. È interessante questo aspetto perché la scienza non è così scevra dalla magia come ci vogliono fare credere, nel bene e nel male. Magia positiva e magia negativa, perché tanti sono gli sbagli, gli errori, le porcate che la scienza tira fuori. Però in senso positivo, quando si supera un certo livello di concentrazione e di risultati scientifici, si può entrare in un'altra dimensione. Lui oramai aveva acquisito un cervello tale che appunto in California, in uno stato climatico eccezionale rispetto a New York, riesce ad avere delle visioni. E tra queste visioni, ecco, adesso non vi posso dire tutta la trama perché me la andate a leggere con calma voi e vi stupirete. Tra queste visioni c'è anche una visione che riguarda la sua morte
Stiamo parlando di un bruttissimo argomento nuovamente, ma è inevitabile che ci fosse anche questo, quando però avrebbe avuto 80-90 anni, grazie a Dio, no? Quindi in un letto d'ospedale, disseminato di fili che lo tengono in vita, eccetera, eccetera. Ma sul piano medico lui non aveva molte conoscenze, infatti non ci dice niente della realtà di oggi, medica di oggi. Però ha un'altra visione che è straordinaria. Le Twin Tower, cioè voi non ci crederete, ma leggetelo questo libro. Cioè, uno dice, ma si mette le mani nei capelli, ma com'è possibile che negli anni 70 si potessero prevedere le Twin Tower? Vabbè, che ci fosse una conflittualità permanente in America, conseguenza insomma di fattori legati all'immigrazione, alla religione, quello sì, ci si arrivava già negli anni 60. Però attenzione, cioè lui prevede, c'è un piccolo particolare, che non sono nel 2001, ma sono, questo, la precisione temporale non poteva arrivarci, sono fra la fine del 99 e l'inizio del 2000, cioè praticamente il passaggio al nuovo millennio. Forse perché parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, lui voleva stupire i lettori con il Millennium Bug, cioè col fatto appunto che, come già si diceva in America tanti anni prima, sarebbe comunque successo qualcosa. E addirittura appunto lui ci descrive l'incendio, ci descrive due cose: l'incendio del grattacielo che più alto di tutti, che presumibilmente poteva essere appunto le Twin Tower, di uno dei due grattacieli, e ci descrive un'altra cosa, un'altra visione che lui ha in California, c'è quella di un aereo su cui lui si trova, che va a schiantarsi contro il Pentagono. Ma è incredibile, cioè, ma come ha fatto questo uomo qua? Cioè, sono cose che ti lasciano allibito. Cioè, ma allora davvero noi ci chiediamo, assieme a tutti quelli che vogliono non essere per forza, come dire, scettici rispetto a questo tipo di impostazione, soltanto per un senso di liberalità e di come dire, ammissione delle possibili caratteristiche di un mondo altro. Cioè c'è davvero qualcosa che riguarda un mondo parallelo al quale ci si può accedere. Fa intendere, poi appunto le pagine del libro sono 180, nel corso del libro leggendolo si capisce meglio, no? Si può accedere grazie a delle tecniche che permettono appunto di arrivare a capire che cosa effettivamente cosa sta bollendo in pentola. Però insomma, al di là di questi aspetti profetici, c'è sicuramente qualcosa di gustoso nel libro. Sentiamo una telefonata. Pronto? Ah, la pausa, scusate. Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci qua nuovamente, adesso abbiamo già in linea Marco Tognini. Volevo solo finire, andate a visitare Villa Carlotta, sono installazioni, quadri, fotografie stupende, veramente, cioè è un grandissimo artista, e Villa Carlotta si riscatta anche da una certa muffa degli ultimi tempi grazie a questa mostra di Stefano Ariete. Poi accedete per la visita a Villa Carlotta è facile, cioè voi arrivate lì, Cadenabbia, Menaggio, avete tutte le indicazioni possibili, gli orari sono quelli tradizionali. Adesso abbiamo Marco Tognini con noi. Eccoci qua, Marco. Allora, Marco Tognini, ti ripresento dopo 3 settimane. Si è messo in mostra fin da giovanissimo come uno degli elementi più importanti del mondo intellettuale leghista e federalista. La sua esperienza è molto particolare perché dopo diciamo avere fatto quelli che sono i passi tradizionali del funzionario, ma anche del
politologo e politico in senso alto, è approdato a Bruxelles, dove vive molte giornate della sua intensa esistenza e dalla quale diciamo Turris, che non è quella di Trump che abbiamo citato prima, no, non vorrei chiamarla Turris Toninis, però insomma dal suo mondo straordinario di Bruxelles è in grado proprio di osservare la storia, anche ovviamente quello che succede, l'avrete sentito nelle trasmissioni che erano quelli sulla strada della libertà, ora non ci sono più, ma avete sentito come è puntuale anche nel definire quello che sta succedendo proprio attualmente. Però siccome la nostra è una trasmissione di storia, di filosofia, di cultura e non di attualità, eccoci qua pronti a parlare un po' del Regno Unito stavolta. Abbiamo un po' con lui nelle volte scorse parlato di Germania, di Israele, di tantissime altre realtà e continueremo a farlo, però oggi diciamo dopo quello che è successo in maggio, cioè l'incoronazione del re, vorremmo sapere qualche cosa dal suo punto di vista, diciamo così, di cronologo e di interprete fine, raffinato della storia recente. Che cosa diavolo è successo in Inghilterra e anche nel Regno Unito, quindi voi sapete che l'estensione è enorme e comprende anche l'Irlanda del Nord, tra il 1950 ed oggi. A te la parola, Marco. Grazie Andrea, un saluto ai tuoi ascoltatori. Ovviamente tema vastissimo, cercheremo proprio di dare, certo, di dare qualche pennellata, qualche impressione su un tema davvero molto vasto, che ha dei punti fermi. Uno senz'altro è la monarchia, come insomma l'abbiamo sempre sottolineato, i 70 anni di regno di Elisabetta II, che insomma sono proprio un mondo, per cui sì, certo, abbiamo Giorgio VI, Elisabetta II e oggi Carlo III, ma sono un po' gli anni sicuramente soprattutto della regina Elisabetta. Dicevo, punti fermi come la monarchia. Se partiamo dalla fine, diciamo, dell'ultima guerra, abbiamo già in atto una dismissione di quello che era l'impero britannico, le glorie di quella Britannia rule the world, grande e prima potenza indiscussa del pianeta. Poi ci sarà il tema della decolonizzazione, tantissimi temi importanti anche di costume, penso alla contestazione, ma anche i temi a noi cari che abbiamo trattato tante volte, dall'indipendentismo irlandese, certo, ai temi del terrorismo, temi legati a grandi uomini politici, da Churchill a Wilson, la Thatcher, Tony Blair, eccetera, eccetera. Quindi veramente un panorama molto importante. Se partiamo appunto, come mi dicevi, dalla fine dell'ultima guerra, troviamo un Regno Unito veramente prostrato dalla guerra, perché ha fronteggiato in prima linea la minaccia di invasione nazista, i bombardamenti, le V2, il primo ministro Churchill, ma anche la famiglia reale resistono in patria, essendo anche di esempio, diciamo, non fuggono in Canada come gli era stato suggerito. E diciamo la vittoria della guerra però vede un paese veramente, veramente prostrato. Ci sono stati grandi prestiti di guerra, contratti appunto con gli Stati Uniti, 4 miliardi e mezzo di dollari dell'epoca, che sono dedicati però soprattutto alle infrastrutture. E quindi, finita la guerra, anche in maniera un po', come dire, un po' inattesa, Churchill, l'uomo della vittoria, però viene visto anche come l'uomo di tanti sacrifici, e quindi il paese passa la mano e torna ai laburisti di Clement Attlee, che partono con un grande programma di forte nazionalizzazione, dalla Banca d'Inghilterra all'aviazione civile, le telecomunicazioni, le ferrovie, l'industria pesante. Ci sono grandi investimenti nello Stato sociale e nel servizio sanitario nazionale. Sicuramente però c'è questo problema grosso del debito pubblico, che porta a politiche di austerità, al congelamento dei salari, alla svalutazione della sterlina. Questa austerità che porterà per esempio anche alla carenza di generi alimentari. Io ho un ricordo
di famiglia. Mio nonno è stato, oltre che atleta olimpionico prima dell'ultima guerra, anche allenatore della nazionale italiana in quegli anni. La 14ª Olimpiade, quella di Londra del 48, fu definita gli Austerity Game e proprio il nonno ricorda come, mentre in Italia non vi fosse più il razionamento dei viveri, esistevano ancora le varie tessere del pane, eccetera, proprio a Londra, ecco. Quindi un periodo molto, molto particolare. La riduzione delle spese viene portata anche, per esempio, nel campo internazionale, delle varie responsabilità internazionali. Se pensiamo che con la decolonizzazione sostanzialmente i popoli soggetti a Londra passano da 700 milioni di esteri a solo 5 milioni di popoli esteri. Certo, viene fondato un Commonwealth, quindi con relazioni formali di amicizia, relazioni commerciali, ma è stato un passaggio non semplice. Ecco, ricordiamo che insomma l'autogoverno nel 47 a India e Pakistan ha portato poi a tutta una serie di problemi, di scontri appunto in quei paesi, però mentre per esempio nel mondo portoghese o francese ci sono state resistenze alle varie indipendenze nazionali, il Regno Unito da questo punto di vista, con una certa lungimiranza, ha cercato di agevolare nuovi governi che ovviamente erano governi di stampo occidentale, non comunisti, perché siamo ancora nel periodo della guerra fredda. Tornano ovviamente anche a tambur battente i conservatori, con Churchill dal 51 al 55 e poi con Anthony Eden dal 55 al 57. Nel 1956 c'è la crisi di Suez, la prima crisi di Suez, con la nazionalizzazione del canale da parte dell'Egitto, e c'è la risposta da parte di Francia e Regno Unito con l'occupazione del canale. In quel caso la reazione per quest'atto unilaterale delle Nazioni Unite e soprattutto di Stati Uniti e Unione Sovietica porta al ritiro delle truppe britanniche dal canale, con anche una dura reprimenda di Eisenhower nei confronti degli inglesi, ed è, se vogliamo, questo il momento, la crisi di Suez del 56, che è un po' il simbolo del passaggio di testimone dal Regno Unito agli Stati Uniti come vera e propria prima potenza globale. Intendiamoci, la Gran Bretagna è e resta una potenza di assoluto primo piano, ma non può più agire da sola come negli anni delle Indie o della guerra dell'oppio o di tante altre situazioni. Oggi la Gran Bretagna è e resta una potenza nucleare, è membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha questa sua caratteristica principale che, nonostante sia poi la madre della rivoluzione industriale, però ha oggi una economia che è per quasi l'80% del proprio PIL legato al terziario finanziario, quindi banche, assicurazioni. La London Stock Exchange è un po' una delle parti della famosa triade con New York e Tokyo della borsa internazionale. Dicevo quindi che agli anni 50 vedono, e fino ai 60, vedono quello che poi Macmillan chiama il vento di cambiamento, quindi questa decolonizzazione importante ma comunque guidata, che non è solo comunque in India ma anche in Birmania, Sri Lanka, Malesia, in Africa, eccetera. E quindi c'è questo passaggio che non è indolore. Gli anni 60-70 invece sono caratterizzati dalla personalità sicuramente molto particolare di Harold Wilson, che è un politico di razza, laburista, che insomma cerca anche di affettare qualche comportamento molto popolare. Si diceva che lui amasse il sigaro ma fumasse la pipa, perché era molto più popolare nelle foto, ecco. È il periodo di Wilson, è quello che cancella le ultime leggi vittoriane legate un po' alla
alla pruderie tipica un po' britannica, anche le leggi che condannavano l'omosessualità. Viene cambiato il codice penale, nascono anche tutte quelle culture legate alla contestazione, ma al mondo degli hippies, gli skinhead. È il periodo dei Beatles e dei Rolling Stones, della minigonna di Mary Quant, diciamo, Certo. e comincia soprattutto la grande immigrazione dai Caraibi e dal subcontinente indiano. Ecco, questo è un po' il panorama, non so se magari Sì, abbiamo dei problemi di scaletta. No, intanto viene a mancare proprio in questi anni quello che è stato l'uomo simbolo della difesa rispetto al nazismo, Churchill, no? Certo. Che viene rimpianto anche da taluni in maniera proditoria, non fosse altro per la capacità, insomma, di anche un certo polso di ferro, pur all'interno di una dimensione sempre democratica. Detto questo, già come, ecco, volevo chiederti, si fa sentire il ruolo della regina Elisabetta, da poco salita al trono? Ma il ruolo della regina Elisabetta è un ruolo fondamentale perché preserva la monarchia, che aveva avuto un grande colpo dalle dimissioni di Edoardo VIII, poi futuro duca di Windsor. La stessa regina Elisabetta rimprovererà sempre a suo zio che abdicando e lasciando spazio a suo padre, accorcia un po' la vita di suo padre, che riceve inaspettatamente questa responsabilità. La regina è sicuramente un personaggio che capisce il momento storico, consacra veramente a un'etica incredibile, ferrea del dovere il suo mandato. Tiene botta su tante situazioni personali, cerca anche di essere vicino al suo popolo, ma sempre in maniera compassionevole, ma mai lacrimosa, diciamo. Ricordiamo anche comunque il suo spirito, il suo humor, che però non è mai, non trascende mai, una visione conservatrice anche cristiana, che l'ha portata poi a essere amica dei vari, di quasi tutti, diciamo, i vari primi ministri che ha nominato, perfino con un'altra donna importante di grandissima personalità come la Thatcher, nonostante alcune differenti visioni e qualche scontro, resterà sempre la stima reciproca. La regina ricorda che la monarchia è soprattutto una istituzione formale, che deve rispettare la Costituzione, che deve dare dei limiti e delle certezze al popolo britannico, e anche per esempio nelle vicende varie legate ai matrimoni dei figli, non solo, quindi penso a Lady Di, ma anche alle vicende del principe Andrea o della principessa Anna, cerca di tenere la barra più dritta possibile, anche perché, non dimentichiamolo, il sovrano britannico è anche capo ufficiale della Chiesa d'Inghilterra, chiesa che via via, devo essere sincero, poi in questi anni si è molto secolarizzata, portando anche ad un sostanziale abbandono dell'osservanza religiosa da parte di molti inglesi, oppure del ritorno anche di molti inglesi, per esempio nell'alveo della cattolicità, come ai tempi anche del primo Ottocento, come tanti importanti scrittori, da Chesterton a Tolkien. Sicuramente la regina Elisabetta un faro nei decenni, ecco, questa sicuramente è la figura che vedo. Tu hai citato quell'epopea irripetibile degli anni 60 con i Beatles e con la minigonna, di cui abbiamo peraltro già ampiamente parlato anche in occasione della morte di Mary Quant. Io mi ricordo, perché poi scattano sempre i ricordi personali, essendo un pelino più vecchio di te, che erano anche gli anni del boom delle vacanze studio dei ragazzi italiani,
che andavano lì in Inghilterra, Esattamente. ecco, alla caccia anche di una certa libertà sessuale, insomma, l'idea di poter fare altrove quello che in Italia allora, nella repressiva stagione dei primi democristiani, ancora non si poteva fare. Quindi c'è una mediazione anche rispetto a una cultura anglosassone più ampia, quale quella americana, ancora molto forte del modello inglese nel vivere, nel fare, e almeno fino a metà degli anni '80. Anni '80 che però vediamo un po' la tua, forse ne avevamo già parlato un pochino, diventano molto autorevoli e forse a tratti autoritari attraverso Margaret Thatcher. Che cosa possiamo dire di questa donna ancora? Sì, c'è un passaggio che non è semplice dagli anni 70 agli anni 80, perché Ecco, negli anni 70 c'è comunque tutta una serie di questioni legate alla deindustrializzazione, alla crisi economica, alla crisi petrolifera, che poi fa partire tutta una serie di certo. problemi economici, di scioperi delle trade union e il pugno di ferro della Thatcher, diciamo, ecco. Crisi che verranno forse, diciamo, superate solo con la scoperta poi del petrolio e del gas nel mare del nord. Sono governi che comunque devono affrontare crisi importanti, pensiamo al terrorismo col conflitto irlandese, nel 72 c'è il Bloody Sunday, tutte le vicende legate agli hunger striker, per esempio alle vicende del film Nel nome del padre, ecco, diciamo, sono tutte questioni molto importanti. Bobby Sands, se non erro, muore nell'80 o nell'81, insomma, ecco. Sì, nell'81. Ecco. E quindi è un momento molto particolare. La Thatcher si afferma anche un po' per diciamo una sostanziale vigliaccheria dei suoi colleghi del momento, come invece un primo ministro di polso. L'abbiamo ricordato sempre in una delle tue trasmissioni, la guerra delle Falkland, delle Malvinas, che riporta grande prestigio al mondo britannico e che quindi, diciamo, riporta il primo ministro britannico sempre in grande alveo internazionale. C'è un rapporto privilegiato con Reagan, ma anche per esempio con Pinochet, ecco. E c'è questa grande fiducia, nuova fiducia dopo gli anni del laburismo e del socialismo, diciamo, ancora molto, molto duro, molto forte. Sono gli anni in cui si passa ad un liberismo ispirato a Milton Friedman, anche alla scuola di Chicago, eccetera, la denazionalizzazione della moneta e quant'altro, che porta sia a dei miglioramenti, ma comunque ancora a varie crisi nell'industria britannica, che viene salvata solo in parte e che invece passa verso poi la mondializzazione degli anni 90, in quanto poi sarà bravissimo Tony Blair, un altro grandissimo protagonista politica, a cavalcare la famosa New Economy di Clinton, la globalizzazione, e quindi diciamo a proiettare il paese poi nelle sfide del 2000. Blair governa dal 97 al 2007, anche lui avrà importantissimi dossier, a parte che ha gestito, ricordiamo molto bene, anche la commozione del post morte di Lady Diana, ma ricordiamo per esempio gli accordi del Venerdì Santo in Irlanda del Nord, la devolution scozzese e poi quella dottrina interventista di Blair, che però ha portato all'interventismo appunto in Iraq, ma anche nel Kosovo. Ecco, questo è un po' il panorama del mondo britannico, che pur nelle sue varie accezioni, il conservatorismo della coppia, possiamo dire Thatcher Major, e poi invece il laburismo, il New Labour di Blair e Gordon Brown, però riporta soprattutto ad un grande protagonismo internazionale del paese Regno Unito. Poi ci sarà l'era di Cameron, un altro comunque importante, anche se un po' misconosciuto in patria, primo ministro, che si oppone per esempio al debito comune europeo, che ha questa stagione anche dei vari referendum, quindi il referendum sulla riforma elettorale, quello sull'indipendenza scozzese e quello famosissimo
sulla Brexit, Ecco. come gli inglesi sono di parola, sono arrivati Mm. anche a celebrare un referendum sulla Brexit. Ecco, allora due patate bollenti, volevo sentire il tuo giudizio proprio sulla questione, vista dall'esterno, vista da sud, molto da sud. Ma come fa questo Regno Unito a conservarsi intonso nonostante appunto questa volontà acclarata di indipendenza della Scozia, dell'Irlanda del Nord nel riunificarsi con l'Irlanda tout court, del Galles? Cioè, come fa? Qual è il miracolo? Qual è la ricetta? Prima domanda. E seconda, sulla questione della Brexit, vorrei un po' un tuo parere sugli ultimi anni, metà anni 10, quello che è successo, anche in relazione all'isterismo, vero, italiota di certi giornalisti che tifavano in maniera palese, fanatica da mal di fegato per così proprio la fine di un'epoca di indipendenza dell'intero Regno Unito rispetto all'Europa. Quindi queste due patate bollenti, nel senso che non sono di facile interpretazione. Però come ha fatto? Qual è il miracolo inglese nel riuscire a tenere unite tutte queste realtà? Vabbè, allora apro una parentesi Sì. riguardo al discorso dei giornalisti che dicevi. Certo, Diciamo certo. che i giornalisti italiani sono famosi per scrivere non quello che vedono, Certo. ma quello che vorrebbero che accadesse. Assolutamente. Diciamo. Quindi sappiamo Certo. com'è questa situazione. Lavoro nella comunicazione, quindi mi faccio del Chiaro. male da solo, ma è così. E no, per quanto riguarda l'opposizione anche alle spinte centrifughe nel Regno Unito, la risposta è sicuramente, la risposta principale è il prestigio di Stato, un sistema che porta ancora l'inglese medio, il britannico Certo. medio, che non è legato comunque a determinate situazioni magari familiari, perché magari di famiglia può essere un repubblicano irlandese o legato a situazioni personali, però le porta a identificarsi ancora con questo mito della Britannia rule the wave, e quindi soprattutto il grande prestigio, la stabilità data da questa situazione, sicuramente i grandi proventi finanziari, che sono anche un indice di prosperità, sono uno dei primi antidoti alle spinte centrifughe che ci sono, che sono storicamente importanti, insomma, che vedono una storia comunque che conosciamo bene, ne potremmo parlare davvero tantissimo, da Braveheart fino a tutta l'epopea giacobina, solo per parlare della Certo. Scozia, ma pensiamo all'home rule dell'Irlanda. Del resto sono situazioni appunto in cui spesso gli stessi scozzesi e gli stessi irlandesi hanno servito lealmente in alcuni casi nelle istituzioni del Regno Unito, per cui c'è anche una classe lealista molto, molto importante da questo punto di vista. Cosa succederà nel futuro? Ci sarà un nuovo referendum, per esempio in Scozia, lo vedremo, anche se oggi i politici sia conservatori che laburisti sono molto meno, tra virgolette, liberal di David Cameron, che fu uomo di parola e fece celebrare comunque il referendum sull'indipendenza scozzese. Oggi lo vedo un po' più difficile, Ecco. anche se abbiamo un Regno Unito multiculturale, perché abbiamo Rishi Sunak, nuovo Quello premier. sicuramente, casomai ne riparleremo in un'altra trasmissione. Molto significativo il fatto, ho sempre trovato, per quanto il calcio non mi crei delle forme così di particolare, ecco, eccitazione, il fatto che però esiste una nazionale scozzese e una nazionale gallese, Esatto. cosa impensabile in Spagna, lasciamo perdere l'Italia, in Spagna o in altri contesti dove c'è una tensione alla libertà di certi popoli, no? Immaginatevi una nazionale catalana che vincerebbe il mondiale sparato, no? Con il Barcellona che è la più grande squadra che esiste al mondo. Quindi ecco, questa immagine esterna è è un'alchimia che hanno saputo fare i gestori del United Kingdom, secondo me. Precisamente. Ecco,
E al di là, passiamo davvero agli ultimissimi minuti, al di là di quella famosa vecchietta, del problema della vecchietta di Bristol, che ancora oggi il Sì. nostro Severnini vorrebbe mettere a rogo, no? Cioè ancora la caccia alle streghe, queste donne, Sì. queste vecchie donne puzzolenti inglesi che non capiscono che il mondo è cambiato, no? La Brexit, poi in realtà, qui da economista voglio una battuta, la Brexit che senso può ancora avere sul piano economico reale di positivo rispetto all'Europa, secondo te? Ma diciamo che intanto la Brexit parte come una critica a un certo tipo di dirigismo dell'Unione Europea che oggi è conclamato. Pensiamo anche a tutte queste politiche climatiche che ci vogliono dire come dobbiamo vivere, che macchina dobbiamo comprare e quant'altro. Quindi nasce soprattutto da un desiderio di indipendenza dei britannici, da una critica anche finanziaria. Ricordiamo che Nigel Farage non è un leader contadino, Nigel Farage è un uomo della City di Londra, per esempio, potremmo dire. Certo, nasce dal fatto che comunque il Regno Unito, nonostante non abbia mai avuto una condivisione monetaria, ma abbia avuto una propria indipendenza e una banca centrale, e non sia mai stato un contributore netto dell'Unione, quindi le due cose che in fondo pesano più di tutti, per esempio, su di noi, però abbia voluto ritirarsi nella maggioranza nell'idea della maggioranza dei suoi cittadini, perché comunque tutta questa serie di regolamenti europei, di queste leggi che comunque vengono fatte lontane dal proprio territorio nazionale, che a volte complicano un po' il modo di fare secondo i cittadini o la maggioranza dei cittadini britannici, ovviamente è stata vista come un'imposizione. Il tema della sovranità, il termine sovranismo nasce proprio come critica all'Unione Europea negli anni 2006-2007. È un modello insuperabile. Esatto. Grazie, siamo davvero a conclusione, grazie veramente di tutto, come al solito straordinario Marco, e presto poi aborderemo altri contesti geografici e geopolitici. Grazie ancora, e per finire in bellezza, il giorno dopo della festa della Repubblica, no, chiamiamo la festa della libertà oggi, il 3 giugno, libertà vera, Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea